Il pubblico vittoriese ha partecipato molto numeroso domenica 15 gennaio all'inaugurazione della nuova aula magna del seminario vescovile. In prima fila il vescovo Corrado Pizziolo insieme alle autorità cittadine, al sindaco di Vittorio Veneto e al comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso. Il rettore del seminario, don Bruno Daniel, ha spiegato ai presenti i lavori di ammodernamento e restauro che hanno coinvolto la struttura negli ultimi mesi. Il vescovo Corrado ha sottolineato l'importanza di questo luogo che da secoli trasmette cultura. L'aula magna del seminario, tra platea e galleria, può ospitare quasi 350 persone e, come detto dal sindaco Gian Antonio Darè, offre un vero e proprio servizio culturale alla città. Il comandante dei Vigili del Fuoco ha invece spiegato come il restauro sia servito per adeguare i locali alle normative di sicurezza vigenti. Ad allietare la serata il canto della corale zummellese, diretta dal maestro Manolo Darold.